sbando senza compagni. A Radio Padania Libera, subito la linea ad Antonia Bertocchi. Sì, cari amici, buongiorno e buona Padania a tutti. Oggi continuiamo il discorso sul valore sociale, biologico, soprattutto approfondiamo quello biologico, dei riti di comparatico riferiti ai Valentini e ai riti prematrimoniali di attesa dell'età adulta. E potete ascoltare la trasmissione precedente e anche questa su YouTube. Le due fasi facevano parte di un unico sistema di ritualizzazione, dicevamo, e sono interdipendenti. Ma non funzionano se, ad esempio, appunto, gli adolescenti non vengono assortiti in quel modo giocoso e se una volta diventati adulti non possono poi passare all'altra fase di sperimentazione delle approcci sessuali presso la casa materna. E ora vediamo più da vicino come funzionavano questi riti nel mobilizzare e maturare le energie libidiche e nell'indirizzarle verso una meta eterosessuale. Il fidanzamento giocoso, assorbito come per caso intanto, avviene in un contesto di serena socializzazione e approvazione sociale che non fa sentire solo i giovani, ma li fa sentire protetti e sostenuti in quel delicato passaggio di età che tanto li turba e incuriosisce. E fa sentire appunto più sicuri di sé, li fa elaborare anche l'autostima. E la relazione amorosa viene prescritta a una coppia eterosessuale all'interno della quale i giovinetti imparano a dirigere la libido verso il sesso opposto. Libido che deve sì essere risvegliata, ma nello stesso tempo deve essere sublimata, tesoreggiata, proprio come un tesoro, un serbatoio di preziose energie vitali che non devono essere sprecate, ma fatte maturare in concomitanza con la maturazione sessuale che implica un delicato svolgersi di giochi ormonali che vanno ad interessare le pertinenti aree del cervello. E se non si seguono queste usanze antiche, esagero, il cervello poi dopo scoppia. In questo modo il sistema rituale esprime l'importantissima funzione biologica della messa a punto delle diverse componenti genetiche dell'identità sessuale. Componenti genetiche dell'identità sessuale che a causa della variabilità genetica, questo è un concetto che al momento dovete tenere come intuitivo, possono intrattenere relazioni disarmoniche e divergere anziché convergere. Lo sviluppo della sessualità ha infatti basi genetiche che si combinano in modi più diversi a secondo di come vengono influenzate dall'ambiente e sono il sesso genetico, che è quello che proviene dall'assortimento casuale dei cromosomi, i cromosomi sessuali durante la fecondazione, il DNA, poi il sesso gonadico, che riguarda lo sviluppo delle gonadi, testicoli e ovario, rispettivamente, il sesso fenotipico, quello dell'aspetto dei genitali, in base al quale il bambino viene registrato all'anagrafe come maschio o femmina, e quello psicologico, che è quello che conferisce l'identità di genere. Ora, queste componenti genetiche sono ben lungi dal garantire l'identità di genere, perché è difficile che tutte queste componenti si integrino in uno sviluppo armonioso, ci vogliono determinate condizioni sociali, culturali e ambientali. È difficile perché ognuno di questi componenti può andare incontro a diversi incidenti di percorso sin dal momento del concepimento, con malattie genetiche, per esempio, e specialmente ai nostri giorni interferenze endocrine e dell'omeostasi degli ormoni sessuali possono essere indotte da farmaci, da un'alimentazione inadeguata o resa tossica da inquinanti, da ormoni sintetici o da sostanze chimiche presenti nell'aria o nell'acqua. A tutti questi fattori che possono influire sul feto durante la gravidanza va aggiunta lo stress ambientale subito dalla madre. Ora, mentre per quanto riguarda appunto le componenti genetiche voi dovete trovare facilmente su internet delle spiegazioni, delle documentazioni anche divulgative, per quanto riguarda invece lo stress ambientale subito dalla madre e la cultura dominante lo censura. Ovviamente vi sono degli studi, infatti si tratta dello stress derivanti da situazioni limite di paura o pericolo, quelle che si verificano durante le guerre, le carestie, le catastrofi naturali, le pestilenze, che inducono nei figli maschi l'omosessualità. Da ricerche svolte durante il periodo bellico e post-bellico 1941-1946, in cui le madri hanno riferito esperienze particolarmente stressanti, risulta una elevata percentuale di figli omosessuali.
i maschi omosessuali. Ovviamente anche il fatto di vivere in una famiglia patriarcale nella quale il marito assume spesso ruoli persecutori e continua a terrorizzare la moglie, a maltrattarla fino a ucciderla, può aumentare la proporzione e la percentuale di maschi omosessuali. Ora, siccome questo tipo di stress materno è comune a tutte le società patriarcali, le quali reagiscono in modo diverso, e sono società patriarcali notoriamente dedite a guerre, stragi e violenze, specialmente su donne e bambini, e oggi più che mai abbiamo continuamente degli orrori sotto gli occhi. Si comprende la funzione di questi riti iniziatici nel lavorare a favorire un'identità eterosessuale senza la quale la specie non potrebbe riprodursi, e noi siamo qui a parlare perché i nostri antenati sono riusciti a cavarsela abbastanza bene nonostante questi aspetti che emergevano nella vita sociale. Il paradosso è che proprio nelle società patriarcali, crudeli e spietate, guerrafondaie, che dovrebbero essere più virili, si vantano di essere virili, sì, e però esiste una percentuale di omosessuali ben superiore a quella che si può trovare in società pacifiche come quelle matricentriche indigene, che ancora sopravvivono, riescono ancora stentatamente a sopravvivere nonostante le nostre persecuzioni e espropriazioni. Che le società guerriere abbiano questo tipo di problema è ampiamente dimostrato. Porto solo due esempi. Quello dei Berdak delle società Cheyenne e altre, e quello della Falange tebana, società che comunque non erano così follemente aggressive come le società patriarcali attuali, che sono pronte a sganciare addirittura le bombe atomiche, cioè è la follia che sta imperversando. Il termine Berdak deriva dal persiano Bardak, originariamente termine che indicava partner omosessuali passivi. Erano molto diffusi in Persia, ovviamente società militarista, sappiamo, ecco perché si spiega, però erano disprezzati perché poi ogni cultura patriarcale mal sopporta queste e non sa come gestire questa situazione. Poi dopo vediamo la soluzione che avevano i tebani. Invece i berdak maschi diventavano spesso guaritori, chirurgi, consiglieri, terapisti, grandi sacerdoti, sciamani, oltre che dottori e uomini di medicina. Erano trattati come una sorta di santi uomini, esercitavano in certe fasi della vita la sublimazione di cui vi parlavo, e questo si sa dagli studi sullo sciamanesimo. Vi segnalo quelli di Elemir Zolla, che sono abbastanza a portata di mano. Potete trovare un'intervista a Elemir Zolla sullo sciamanesimo molto interessante, che chiarisce bene queste cose, e così risparmiate qualche 20 anni di studi. Ed era la sublimazione a renderli creativi ed empatici e utili alla società. I berdak erano chiamati con nomi diversi a seconda delle tribù di appartenenza. Erano Vinkte presso i Sulakota, Nadre nelle tribù Navajo, Sciamani nei Mojave e Mahu nella cultura polinesiana di Tahiti, ma se si facessero gli studi se ne scoprirebbero molti altri. Ecco, con l'eccezione di alcune fra le tribù più aggressive e guerriere come gli Apache e i Comanche, perché loro li rifiutavano perché si vergognano, no? Popoli guerrieri che hanno queste situazioni da gestire, e quindi li rifiutavano. Come del resto avveniva in forme diverse di persecuzione presso altre culture patriarcali, presso gli ebrei, i cristiani, mentre i musulmani abbiamo visto li uccidono addirittura, e i nazisti li hanno anche sterminati. Quindi questa situazione è una situazione molto complessa che non si può affrontare in modo superficiale, e l'antropologia dà molti input per chiarire e impostare bene questi problemi. Quindi non ha alcun senso quella lotta contro il cosiddetto stereotipo o stereotipo di genere. Non si tratta di uno stereotipo, ecco, ma di una costante antropologica, cioè c'è la costante antropologica che la specie umana tende ad esprimere l'eterosessualità e a proteggerla attraverso diversi rituali, rendendo però questa vita, la vita eterosessuale, che nella società deve avere, diciamo, la preminenza, si cerca di renderla preminente, però si venivano anche rispettati gli altri, e non erano sessuofobici. I popoli matricentrici non si spaventavano minimamente di questo fatto che venissero fuori in questo modo. E il problema è che più la società è aggressiva e più le donne si spaventano e mettono al mondo figli tendenti ovviamente in diverse misure all'omosessualità, perché c'è questa variabilità genetica. Nell'antica Grecia, presso i tebani, nascevano molti giovani maschi con tendenze omosessuali, e diventava un grosso problema perché
Ovviamente loro facendo sempre, sapete, le guerre del Peloponneso, come si scannavano tra di loro, perché dicono che era un'isola chiusa e quindi non avevano sfoghi, dovevano per forza fare le guerre. Beh, insomma, dovevano fare le guerre. Non sapevano come fare, perché più facevano guerre, più venivano fuori ragazzi un po' identificati con il loro sesso anatomico, e quindi dovevano trovare la soluzione, e i tebani l'hanno trovata reclutando coppie omosessuali nelle quali entrambi lottavano ancora più coraggiosamente per difendere il proprio compagno, sacrificando anche la propria vita, con quello che appunto è stato il battaglione sacro tebano. E qui c'è un sacrificio della vita, un sacrificio evidentemente, quando il sacrificio è la dimostrazione, a concetto di sacrificio, è la misura dell'amore, insomma, quindi evidentemente qui il sentimento era profondo e sincero. E c'è questa forma di rispetto e di idealizzazione in fondo, ma nello stesso tempo vedete di strumentalizzazione di questi giovani. Dunque questo problema esiste soprattutto in queste società patriarcali militariste, che lo hanno gestito in modi più diversi, certo più umani quelli degli indigeni e più disumani quelli delle società patriarcali, che recentemente si sono trovati di fronte ad una ribellione planetaria da parte degli omosessuali, che sono giustamente in questi ultimi decenni sono stati stanchi di essere perseguitati e discriminati con quell'atteggiamento che condanniamo, che è l'omofobia. E spiego queste cose anche per educare a non scandalizzarsi e a disprezzare questi aspetti della società. Questa giusta ribellione però, a questa giusta ribellione non è stata data alcuna risposta adeguata, antropologica, e quindi l'omofobia si è ribaltata, si sta ribaltando in eterofobia e si esagera in senso opposto. L'ideologia gender sta ossessivamente dilagando, andando ad invadere gli spazi eterosessuali e devastando la naturale propensione dei bambini ad identificarsi col proprio sesso, arrivando addirittura ad insidiare lo sviluppo dei processi identitari sin dall'asilo, per giunta disturbando la maturazione sessuale, abbiamo visto come è delicata, come è importante, stessa con l'imposizione ai bambini per i precoci atti di autoerotismo, e si insegna la masturbazione a scuola. Voi potete trovare molte pagine su internet, gli articoli dove appunto i genitori protestano per questo fatto che ai bambini viene inflitta proprio questo obbligo di masturbarsi a scuola. E questo in un organismo in fase di sviluppo psicosessuale è devastante. Nella nostra società poi i bambini, se il padre è maltrattante, c'è un'altra causa, se il padre è maltrattante trovano difficoltà nei processi di identificazione col genitore del proprio sesso, perché i maschi soffrono nel vedere offesa la madre, vorrebbero difenderla ma non possono, e per di più il padre richiede la loro collusione nella persecuzione della madre delle figure femminili, che devono essere sempre tormentate in vari modi. Il bambino non riesce ad acquisire autostima e accetta l'identificazione col ruolo maschile come un sopruso da mettere in conto e da far pagare al padre al momento opportuno. E non di rado questa fuga che fanno i giovani nell'omosessualità è dovuta proprio a questo tipo di crisi della famiglia, per cui loro puniscono anche in questo modo il genitore per il suo comportamento, e questo è uno degli aspetti che sono poco considerati, ma esiste. È un modo di vendicarsi, e poi ce ne sono altri, tantissimi altri, anche meno palesi, più occulti, ma questo conto viene in qualche modo fatto pagare, se non al padre, viene scaricato comunque sicuramente su qualcun altro. E il bambino poi non riesce ad acquisire autostima. Il bambino non riesce a acquisire appunto autostima, e la bambina neanche lei, perché è costretta ad identificare con il ruolo della madre vittima. La madre è costretta a ogni forma di ricatto e violenza e a subire, se non vuole essere addirittura uccisa. E quindi se non c'è delle prevaricazioni subisce il femminicidio, perché ci sono femminicidi uno in 2 o 3 giorni, ma dietro questi ci sono tutte le migliaia di donne che hanno detto di sì a cose completamente assurde, a prepotenze completamente assurde, per non essere scannate. Ecco allora che dal punto di vista antropologico possiamo distinguere 2 tipologie sociali: quelle delle società indigene, di caccia raccolta, ma anche con altre forme di economia che comunque tiene conto della carrying capacity e le risorse ecologiche, eccetera. E sono società pacifiche, prevalentemente matricentriche, presso le quali la tranquillità della vita sociale è in armonia con la natura, è protettiva
e non persecutoria nei confronti delle donne e dei bambini, che sono considerati sacri. Pigmei, Vedda, Boscimani, polinesiani, tasmaniani estinti, si potrebbero fare moltissimi esempi. In queste società le persone con tendenze omosessuali sono poche, la famiglia è spesso monogamica e il matrimonio avviene in rapida successione dopo i riti di iniziazione. Spesso c'è uno sciamano che, come vedrete dando un'occhiata agli studi di Eliade, c'è uno sciamano che però ha questa forma di bisessualità e molto spesso si sposa idealmente con una sposa celeste, con uno sposo celeste. Invece nella nostra società esiste una distanza fra la pubertà e il matrimonio che è di molti anni, e per questo è stato elaborato questo rito complesso dai Valentini di cui vi parlavo. Altra tipologia è quella delle società agricole pastorali ed agricoltura intensiva e pastorale intensiva, in cui ci sono molte forme di famiglia, ma va fatta un'importante precisazione. L'esistenza di diverse forme di famiglia non giustifica affatto la pretesa di sfasciare i miseri resti della famiglia monogamica occidentale, introducendo nella nostra società molte forme di famiglia, perché non si parla, non esiste nessuna società nella quale vi sono tante forme di famiglia. Ad ogni società corrisponde una forma di famiglia, è in questo modo che questa informazione va letta, non per giustificare di dare delle avanzate finali alla famiglia, che già ha bisogno di essere aiutata, sostenuta in tantissimi modi. E questo errore epistemologico è molto grave ed è stato fatto con leggerezza e supponenza nella conversazione della trasmissione di martedì fra Corrado Augias e Maglia Signorelli, che ci calecciavano amabilmente in modo salottiero e inconcludente di antropologia e di martedì di 10 giorni fa. E si è parlato di famiglia e del fatto che nell'etnologia abbiamo modelli di famiglia molto diversi da un popolo all'altro. Dicevo che non esiste la famiglia monogamica, invece esiste, e poi quella sezione ho spiegato come va intesa, perché non si può giustificare e usare quell'argomentazione per giustificare il fatto che la famiglia occidentale tradizionale avrebbe il diritto di sfasciarsi e tutti dobbiamo accettare che si sciolga e degeneri in tante forme che la maggior parte della gente, me compresa, considera giustamente, credo, aberranti, cioè non hanno senso proprio dal punto di vista antropologico, specialmente se vengono adottati bambini con la pratica dell'utero in affitto, bambini che nascono traumatizzanti, perché nell'utero hanno imparato a riconoscere la voce della madre e quando nascono la cercano e non la trovano. E cosa trovano? Trovano quella di un omacchione oppure di un gay e quindi piangono disperatamente e nessuno li può consolare. Dobbiamo ricordarci che la proponente, la Monica Cirinà, la proponente di quella legge che adesso è in discussione, che sta incontrando un dibattito molto animato, ecco, lei nel regolamento comunale di Roma, che ha firmato lei questo regolamento, dispone il divieto di allontanare i cuccioli di animali dalla loro madre prima del 60° giorno dalla loro nascita, questo per tutelare la loro salute e integrità. Evidentemente non ha allo stesso modo a cuore la salute e l'integrità dei neonati umani. E questo, e su qui io non mi fermo, perché altrimenti potrei dire delle cose che poi sarebbero poi sottoposte a diverse accuse, perché sappiamo che distorsioni ci sono nella comunicazione giuridica, nella comunicazione mass-mediale. Ecco. Secondo, perché questi antropologi hanno una posizione relativistica, seguono il dogma relativistico, secondo il quale non esiste alcuna scala di valori, non esiste alcuna pietra di paragone, e l'antropologia viene vista come uno zimbello da sventolare a capriccio. E quindi il relativismo, cosiddetto relativismo culturale, che è un pasticcio enorme, io ho già spiegato nelle trasmissioni precedenti, loro pontificano da una posizione di presunta quanto inconsistente e fuorviante saccenteria contro quei disgraziati sprovveduti retrogradi che saremmo noi, che difendiamo i miseri resti di qualche resto della famiglia tradizionale. Io sto
sta apportando degli strumenti di difesa che mi sembra che siano piuttosto efficaci e che loro non potrebbero in nessun modo contrastare. E spunterei facilmente le loro armi. Ecco, la famiglia tradizionale noi la consideriamo un tesoro sopravvissuto ai saccheggi e alle violenze, come un tesoro che va assolutamente salvato e ricostruito dalle fondamenta, e fondamenta che però devono essere antropologiche e non antropo-illogiche, insomma. E quindi posso dire con ragione che con l'antropologia quella vera, insomma, si può fare di più, ecco, si può fare di più. Ecco, non so se c'è qualcuno lì che è in linea e che magari vuole intervenire con qualche riflessione, altrimenti vediamo. Pronto? Abbiamo peraltro gli ultimi 2 minuti, signora Bertocchi, forse una chiamata sta arrivando, però veramente sono 120 secondi prima del termine. Allora non facciamo in tempo a prendere la chiamata? Una chiamata al volo la possiamo ascoltare insieme? Sì, dai, ascoltiamola, almeno così vedo come ho seminato, se la mia seminagione ha qualche risposta. Pronto? Pronto? Posso dire a lei, signora Bertocchi, o professoressa, non so. Ho seguito il suo intervento e cioè, mi ha scioccato un po' la sua affermazione che a scuola i bambini vengono obbligati a masturbarsi. Ma questo rientra nel piano del gender? Sì, lei va su internet, va a vedere masturbazione a scuola, autolesionismo a scuola, trova un sacco di pagine con tutta la documentazione che documentano questa cosa, i genitori disperati quando gli capita, perché loro vanno a macchia di leopardo, capito? Non è che lo fanno in tutte le scuole di colpo, un po' qua, un po' là, di modo che la cosa sfugge di più. Sai, i genitori vanno a lavorare, ci sono tanti pensieri, tante preoccupazioni, poi c'è ancora un po' di autoritarismo, i bambini hanno paura a parlare di queste cose a casa. E quindi se chi non lo viene a sapere non se ne accorge neanche di quel disastro che stanno facendo. Alcuni se ne accorgono e allora protestano vibratamente, naturalmente con tutte le loro forze, ma purtroppo è la scuola che la impone questa cosa qua, capito? È una cosa che sta per essere istituzionalizzata, è una cosa devastante che sta per essere istituzionalizzata e questo sfugge al controllo sociale. E qui ecco che si combatte noi della Lega anche questa battaglia per rendere consapevoli i genitori che cosa gli stanno combinando ai bambini a scuola, capito? Pronto? Sì, signora Bertocchi, abbiamo sentito la sua risposta, l'avrà sentita anche la nostra amica ascoltatrice Spero che è che possa essere intervenuta, chiarificatrice. e ora veramente la invito a chiudere perché Sì, no, saluti. Allora, grazie per l'ospitalità, buona Padania a tutti, Padania Libera sempre, alla prossima. Avete ascoltato Donne Padane. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente